Io volevo però agganciarmi subito a quanto abbiamo detto adesso in relazione alla depurazione, ecco, alla filtrazione delle acque per l'irrigazione. Adesso piano piano mi avvicino a questo tabellone, questo roll up che vi parla di Valle Vecchia. Vedete, questa è l'area di Valle Vecchia, tutta l'area di Valle Vecchia interessata, di cui voi adesso vedete soltanto un pezzettino. Noi più o meno siamo a questa altezza, ecco, a questa altezza qua in questo momento. Qui abbiamo il mare che è dietro di noi. Se vedete, in quest'area qui, vedete, è segnato una sorta di lago, di laghetto. Ecco, questo laghetto è la realtà che in qualche maniera, ce ne sono anche degli altri, attenzione, che in qualche maniera raccoglie le acque meteoriche, quindi la pioggia viene raccolta, viene portata qui e poi da qui viene distribuita a tutto questo complesso sistema reticolo di scoline e di distribuzione dell'acqua. Però, come è stato detto prima, adesso mi avvicino alla telecamera, forse in questo momento piano piano adesso il regista riesce a mettermi di nuovo in onda giusto, magari se mi fa anche vedere poi dove sono, lo ringrazio. Scusate, siamo un po' artigianali in questo momento. Lo dicevo, vi abbiamo fatto vedere questo per farvi capire che anche qui in qualche maniera, prego Davide, è ovviamente riprodotto quanto è stato detto un secondo fa. Ecco, anche qui c'è ovviamente un sistema un po' più grande di quello, a dire il vero, Esatto. di depurazione, di filtrazione delle acque. Sì, esatto, come abbiamo visto dalla mappa, diciamo che qui c'è un bellissimo sistema di recupero delle acque piovane che arrivano dai campi, che appunto fa parte del progetto VSTOR 2, ideato in quel progetto, che ci permette di poter irrigare una parte dell'azienda. Quindi questi appezzamenti dove siamo oggi possono essere irrigati da questo complesso sistema di irrigazione che recupera le acque che arrivano sui campi e attraverso i fossi e i capofossi vengono portati in un canale principale, e qualora l'acqua sia di buona qualità, cioè vuol dire sotto i 2000 millisiemens, riusciamo a far sì che ci sono delle paratie automatiche che lo portano al bacino che abbiamo visto prima. Il bacino, prima di portare l'acqua qui sui campi, appunto abbiamo un sistema di filtrazione a 3 filtri a graniglia che vanno a pulire l'acqua e ci permettono di poter avere qui a ogni idrante l'acqua perfetta per poter utilizzare o la manichetta oppure delle ali a pioggia leggera, per poter irrigare, per poter far partire le culture, per esempio la soia di secondo raccolto o delle orticole. Ecco, il ruolo del software in generale è ovviamente del web e del computer, quindi. Sì, esatto, cioè diciamo che abbiamo un cervellone, chiamiamolo così, principale, che controlla e vigila tutti i sensori che abbiamo sia nel bacino, perché nel bacino abbiamo un sensore, delle sonde posizionate a diverse altezze per poter capire qual è la conducibilità dei diversi livelli, perché dovete immaginare il bacino ha la sua acqua, piove e l'acqua dolce si deposita sopra, e quindi riusciamo a capire se c'è una stratificazione, e soprattutto riusciamo a capire quella che è l'acqua che andiamo a inserire nel sistema, di che qualità è. E quindi appunto il software gestisce se l'acqua è buona, apre la paratoia, la fa entrare nel bacino, oppure se l'acqua è troppo salata oppure la conducibilità è troppo alta, la fa continuare nel suo percorso di uscita dall'azienda. I risultati agronomici? Abbiamo visto che, anche se, e quindi stiamo ancora continuando a capire, abbiamo cominciato l'anno scorso ma continuiamo anche quest'anno a capire qual è l'effetto di utilizzare acqua con elevata conducibilità sulla coltura del mais. Quello che abbiamo visto è che sicuramente l'acqua salina ha dei problemi per il deposito del sale nella parte superiore, però abbiamo visto che comunque il mais non si distrugge o comunque non si brucia, va in produzione, e quindi diciamo che piano piano stiamo cercando di capire anche come utilizzarla al meglio, gestire meglio i turni irrigui per poter appunto far sì che questo sale non si depositi e faccia troppo danno alla cultura. Ecco, abbiamo visto qua sistemi, le canaline, tutte queste cose qui. Ecco, voi che sistemi utilizzate qui a Valle Vecchia per l'irrigazione?
Allora, diciamo che qui a Valle Vecchia, siccome l'acqua è poca, gestiamo l'acqua con dei sistemi appunto ad ala gocciolante per poter gestire l'acqua in maniera puntuale e soprattutto per poter gestire, far sì che questa salinità non si depositi troppo, quindi continuiamo a bagnare il suolo per far sì che non dia problemi al terreno. Quindi diciamo che la microirrigazione, quindi le manichette che abbiamo visto prima, sono quelle che utilizziamo qui in azienda. Ecco, molto bene, molto interessante. Io veramente avrei tante domande ancora da fare ad Andrea Misturini, però se volevo capire se Lorenzo Benvenuti è pronto e ha raggiunto la nuova postazione. Nel frattempo la regia mi avvisa e io volevo chiedere, allora intanto a Misturini, mentre lui di là si preparano, ecco, ma il tema dell'irrigazione qui a Valle Vecchia, voglio dire, per voi cambia nel tempo? Cioè, ogni volta avete, cioè, la domanda è più semplice, come vi comportate in relazione alla meteorologia? Per esempio stasera è annunciata una perturbazione, diciamo, significativa, forse anche grandine, quindi c'è un'allerta da parte della Regione Veneto su tutta la regione per quanto riguarda precipitazioni significative, importanti, forti. Ecco, voi come reagite, ecco, di fronte a tutto ciò? Allora, diciamo che noi per gestire l'irrigazione abbiamo in alcuni punti specifici, avendo fatto una mappatura e una caratterizzazione dei suoli, abbiamo delle sonde posizionate in diverse zone dell'azienda per conoscere lo stato idrico a diverse profondità, perché sono sonde multilivello e che ci permettono anche di conoscere la salinità, perché come dicevo qui il tema forte è la salinità, capire nei vari livelli qual è la concentrazione per capire quanto dare di irrigazione e quanto la cultura, a che profondità è arrivata l'acqua. Quindi diciamo che in questo momento noi utilizziamo delle sonde per poter capire l'irrigazione. Poi quando abbiamo eventi così diciamo di acqua abbondante, cosa succede? Che questo sistema di V-Store 2 è basato su questo principio, cioè una forte pioggia porta l'acqua sul terreno, il terreno usa quella che serve, l'acqua che diciamo è in eccesso va nei canali secondari e poi la recuperiamo per poter poi ricaricare il bacino. Quindi diciamo che questo è un sistema, oltre all'acqua dall'alto che carica di suo il bacino, tutta l'acqua che noi raccogliamo dai fossi che vanno verso il capofosso, se l'acqua è buona il sistema apre le paratoie e la carica direttamente nel bacino, quindi ricarichiamo tutto il sistema e quindi utilizziamo questi eventi con molta acqua per poter appunto anche caricare il bacino.